vanno, vengono, ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano come l'occhio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti anche da parte mia. Fatevi un applauso bellissimo. Evviva Golfo Aranci. Evviva questo appuntamento speciale che ritorna in questa stagione davvero magica. Un respiro dal mare non potevamo avere, cornice più bella questa sera per le nostre note sulle quali soffieremo, alle quali
Giovanna Kerr. Le giocherò tutte e me le giocherò alla grande, perché abbiamo tanti ospiti che si alterneranno e come sempre mescoleremo i colori di questa terra e non solo, perché stasera avremo tante sorprese, ma subito, e ti tengo qua vicina, inviterei ad entrare una formazione che arriva da Orosei, un centro della baronia, e li accogliamo subito, sono gli amici del gruppo folk Santa Ruga. Un applauso forte, perché vogliamo iniziare con i colori di questa terra, con un ballo che trasferisce subito energia, bellezza, perché Orosei, come voi, guarda sul mare e dal mare ha tratto ispirazioni meravigliose. Tutti gli artisti e i viaggiatori che sono passati da lì hanno colto traccia da portare dentro e da trasferire agli altri, e stasera saranno in tanti, perché siamo anche in diretta attraverso le telecamere di Sardegna Live. E allora sai cosa facciamo? Guardali come sono belli. Lo so. Facciamo così, li presentiamo subito: Ballu Brincu, Giampaolo Piredda, Santa Rughe, Orosei, applauso.
Ascoltato. Un applauso per Roberto Tangiano.
Roberto Tangiano, grazie davvero Roberto, anche per te questo è il luogo del ritorno tra affetti, amici che ti hanno aperto ancora una volta le porte. Aranci è quel porto che apre le porte a visitatori e turisti che godono dell'ospitalità della nostra Sardegna. A proposito di tradizioni, mi piace prendere in prestito le parole che Piero Marras ieri ha usato a Ovoda per parlare della Sardegna del terzo millennio. Bisogna dare un contributo effettivo per salvaguardare la lingua, la cultura e la musica, perché non serve scimmiottare qualcosa che porterebbe solo a un'altra Sardegna, e su questo punto è davvero importante battere il ferro in una località che apre al turismo e che invece conserva quelle sue tradizioni in modo autentico. È davvero un segno nobile e tangibile che qualcosa si sta facendo e si sta facendo bene. Quindi benvenuti in Sardegna. Grazie Roberto, grazie di cuore. I colori della musica, dai più antichi a quelli dei nostri giorni, dei nostri tempi. Ci sono tanti giovani e giovanissimi, vedo anche dei bambini. Il reggaeton è un genere che va per la maggiore negli ultimi tempi e lei è diventata un po' la regina di questo stile in Sardegna, anche perché ha saputo mescolare la musicalità della nostra lingua con le sonorità dei nostri tempi. Vi piacerà moltissimo. La Carigna del Dolor è la sua canzone. Un applauso per Laura Spano. Questa luna che apro noi sincera
è bravissima Laura, però voglio cantare anch'io stasera. Guarda, mi hanno pure immortalato così mentre canto e voglio cantare davvero, perché Notte dal Golfo, che viaggia ad alcune edizioni in questa località meravigliosa, ha sempre avuto una sigla che è nata proprio qui, con delle immagini molto belle che avevamo recuperato in tutti questi angoli che ci abbracciano. Ed è una canzone che ovviamente nasce qui perché il marinaio ci dà subito l'idea di colui che accompagna le vicende anche di una comunità che arriva dal mare e che al mare deve molto. È una canzone che gioca un po' sull'amore che nasce ed è una canzone scritta da Mogol e Gianni Bella. Ve la vogliamo cantare subito, ma non saremo soli su questo palco, c'è anche lei, l'altra parte di me. Un applauso per Lucia Budroni, Marinaio. Grazie davvero. Lucia, vieni qua vicino a me. Laura, anche tu.
vedremo un'altra esplosione di danze di colori su questo palco, però vorrei che tu portassi il primo canto d'amore di questa serata su questo palco, anche perché è stato scritto apposta per te, per la tua voce, ed è una delle più belle canzoni che ho ascoltato negli ultimi tempi, mi piace davvero tanto, ha per titolo Portami via, e la dedichiamo a tutti quelli non tanto che sono innamorati e basta, ma che lo sono in generale dell'amore, il che vuol dire che quando ci danno un po' di più. Un applauso forte a Lucia Budroni. Lucia Budroni, grande, grandissima, questo è un bellissimo canto e la tua voce veramente lo riempie di intensità. Ci vediamo più tardi, stiamo ancora insieme, va bene? Lucia Budroni. Grazie. E alle mie spalle si va formando un altro momento di tradizione, questa volta è la Gallura protagonista con Sant'Antonio di Gallura, un centro non lontano da qua che ci riserva sempre momenti di condivisione, di intrattenimento, con una tradizione che loro indossano e che davvero riesce a dare quelle tinte giuste alla terra che ci ospita. Sarà Dario De Riu ad accompagnare questo Baddu di Laienti, il ballo della gente, di chi vuole stare insieme e lasciarsi trascinare sull'onda emotiva del loro progetto. Un applauso agli amici di Sant'Antonio di Gallura.
pari chi la aiuta. Buona gente, buonasera, vi do la benvenuta. E cerco sempre la maniera, ma pari chi la aiuta. Buona gente, buonasera, vi do la benvenuta. La nuci porta lupi, lupicciani più lupicciani. E me facci lagnoni, facci me. Lupulcello, facci lupulcello, lucatello, bau. E la iata facci miau, facci la iata. E mumu facci racca e lacca facci mumu. Luiado, cucuru, facci luiado. Zopu e non me cavallo, zopu e non può andare. Abadai, 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 abadai. Lubaddu di Laienti, Sant'Antonio di Gallura e Dario che li ha accompagnati e che vedremo ovviamente nella seconda parte del nostro incontro. Grazie di essere stati qui, a più tardi, grazie agli amici di Sant'Antonio di Gallura. Li accompagniamo verso l'uscita, Dario, vai.
E ovviamente questo motivetto è un po' il preludio a quello che succederà più tardi, perché ovviamente il ballo della Gallura è lo Scottis e loro lo interpreteranno per noi quasi in chiusura di serata. Ma adesso nel cuore di questo incontro una protagonista di questa terra. Lei ama osservare le emozioni che il mondo che le vive intorno riesce sempre a dare in termini di suggestioni, di pretesti da inserire dentro le canzoni che canta, perché lei è autrice ed è la voce sicuramente più apprezzata e più richiesta in Sardegna. E siamo particolarmente contenti che stasera sia qui con noi, amatissima. Un applauso per Maria Luisa Congiu, un bel applauso, la voglio vicino a me. Boghe d'Anima, tra l'altro, è il titolo di un brano. Ha accompagnato un tour ed è un po' questa voce che viene da dentro ed è quella alla quale tu dai le parole poi per cantare, per esprimerti con i brani che fanno parte del tuo repertorio vastissimo, ed è proprio anche il brano con cui iniziamo questo tuo momento di presenza qui a Golf Aranci questa sera. Boghe d'Anima, Maria Luisa Congiu. Cristiano, da tua te lo trovo stanizzo
Questo applauso vale 2 volte, perché noi siamo abituati al nostro pubblico, quello che rinchiudiamo dentro le nostre frontiere accarezzate dal mare, però quando la musica e la sensibilità di un artista arriva anche oltre, quindi appoggia anche sulle sensazioni di chi viene a trovarci, insomma è un successo raddoppiato, secondo me. E guarda che l'applauso è stato meraviglioso per te. Grazie, grazie davvero. L'anima è il luogo dove si riposano le emozioni, ma dove poi Fermentano le canzoni. Dove fermentano le canzoni, perché anima c'è anche nel titolo del prossimo brano, che è parte del nuovissimo lavoro discografico di Maria Luisa, che stasera presenta qui quasi per la prima volta, perché sta proprio centellinando queste sue canzoni, quella pian piano, col pudore iniziale che si ha sempre, no? Quando si vuole ascoltare qualcosa di nuovo che è ancora nostro e che pian piano cominciamo a dare anche agli altri. Di che cosa si tratta Imprentas de Anima? Allora, dopo tanti anni, dopo aver scritto Istellas, ed è forse la mia canzone più apprezzata, devo dire, forse perché tutti condividiamo l'affetto, l'amore per le nostre madri, e un canto a loro dedicato fa piacere sempre a tutti. Però mi si diceva anche che non avevo ancora scritto nulla per i papà, e quindi rimaneva questo neo duplice. E quindi alla fine mio padre è arrivato a compiere 80 anni e ho detto mi sa che mi tocca scrivergliela adesso, perché poi diventa mezzo sordo, magari non la sente più e mi conviene insomma approfittare adesso finché ci sente bene. E non ho fatto altro che raccontare un po' quella che è la sensazione. Da bambina vedevo quest'uomo come il gigante più bello, più forte del mondo, e crescendo con mio grande stupore e grande meraviglia arriviamo ad essere quasi uguali nell'altezza, e continuo a vedere in lui quel gigante che vedevo sempre da bambina, grazie al suo amore, al suo affetto, al suo esempio soprattutto. E quindi è un po' quello che poi ho voluto mettere in testo e musica, ricordando anche che i nostri genitori, e questa credo sia una cosa importante, per arrivare noi ad essere grandi bisogna che loro abbiano fatto tantissimi sacrifici, e quindi tocca a noi, una volta che loro diventano anziani, cercare di fargli recuperare qualche cosa, fargli vedere qualcosa in più, fargli gioire qualche volta in più, proprio perché a loro tempo si sono sacrificati per noi. Quindi un minimo d'attenzione quando vanno in là con gli anni, secondo me insomma va sempre bene, ecco. Ed è un bel messaggio che d'attenzione passa in più. in questa storia d'amore che nasce e muore con noi, perché dura tutta la vita, per i nostri genitori, in questo caso e per il nostro papà. Imprentas de Anima, Maria Luisa Congiu. Minoretta me da via e basciu ti miravo un gigante mi parias, e amorosa al mano s'abbraczavan frequente, s'avvizza chi costante ti tenete in coro e mente. E chi su tempus forzi schena piedade di sinna di sacare, so sul col sedate uno gigante ido ancora più il manno para fronte a su tempus e a su disincar. E come peni e lascia chi si atteo ad abbrazzare, e lascia di lei in braccio da essa mia fantasia e da essa mia.
correre a mostrare donzi bellezza, chi Deus ha creato punto tu e ogni ricchezza, foresta se traino il bar del monte se marinas e presso mine antico su sinu e salpainas. E si in desandera un pare a passo lento e scoltare di accherrere donzi con tue ammetto e prima reludia su tempus inconsistante da chi siamo sparis no è mai bastante come beni cadene scalume da insinsare terzi scultare sao che tua è sapidoria e pure melodia e chi su tempus forsis che una pietade di sinna di sacara so sul col d'essedare uno gigante ido ancora più il manno para fronte a su tempus e a su desidano e l'assa di leare in braccio da essa mia fantasia e da essa ove mia e da essa ove mia. Grazie. Cara Maria Luisa, ti devo tendere una trappolina, posso? Certo, Adesso mi tu fido di te, io. avresti già finito, io ti avrei congedato, avrei detto è stato bellissimo averti qua, se non che è arrivato Don Dario vicino a me. Don Dario è il sacerdote da un anno di questa comunità. Don Dario, venga qua vicino a me, venga di corsa. Facciamo un applauso al vostro sacerdote che è un tuo ammiratore, è un tuo estimatore. E lui, facciamo un applauso forte a Don Dario. Tra l'altro giovanissimo, quanti anni ha? 37. Ma lei di dov'è? Cefalù. Ah, viene dalla Sicilia. Ok. È direttamente da Sicilia a Sardegna o ha fatto tappe? Da tanto tempo qui in Sardegna ormai. Perfetto, però da un anno qua a Golfo Aranci. Allora, lui mi ha detto, ma la signora Congiu mi fa festa paesana? Io gli ho detto, no, non è in programma, non è in programma. Però vai diglielo tu a Don Dario che non gli fai festa Ma paesana. ci mancherebbe. La facciamo? Prima che ho ascoltato in Sardegna, quindi proprio la sua canzone. Però aspetti, perché non è che noi decidiamo, per quanto lei abbia autorità qua dentro, devono decidere loro. Con un applauso, volete festa paesana o no? Vi assumete la responsabilità, Perché la canta Don Dario. Ah no, non era così, la canta l'interprete originale. Vabbè. Allora Maria Luisa, te tocca festa paesana. No, va benissimo, guarda, la canzone di tutti, per me è sempre un piacere cantarla. Ah, no, se non battete le mani non funziona la canzone, ricordate, a tempo. Siamo pronti? Festa paesana per Don Dario e per tutti. Vai Maria Luisa. Su le mani, Cominciate a fare ginnastica gratuita, altro che 40 euro al mese di palestra. Su le mani, tutto su. Al suono della campana, tutti festa paesana. Su le mani! Di pisedda mia, stringa di forte a su coro meu, quasi mi basta sta malinconia.
Dai che Don Dario aveva ragione, ci voleva questa canzone a questo punto del nostro incontro e noi ti ringraziamo davvero. Grazie. Con un abbraccio forte. Maria Luisa Grazie. Congiu. Grazie a te Giuliano e un abbraccio caro a tutti voi. A me da San Ormengius, in salute e fortuna, so sent'annos a tutti. Arrivederci. E che augurio! Allora, io volevo ringraziare intanto l'amministrazione comunale di Golfo Aranci, mentre prepariamo già il momento che verrà subito dopo, con ovviamente il voler nominare le persone che incarnano per competenza gli ambiti che hanno potuto e reso possibile questo nostro incontro, a cominciare dagli assessori Luigi Romano e Gianni Pronto, ai quali farei un bel applauso. E non tralasciando ovviamente il primo cittadino di questa comunità di Golfo Aranci, il sindaco Mario Mulas. Un applauso. Poi più tardi mi farebbe piacere averli vicino a me, magari nel sottofinale, per salutarci insieme. Detto questo, io vorrei invece subito qua accanto due ragazze che hanno scelto un nome un po' particolare per dare vita ad un progetto, le Sweet Crazy. Vorrei per loro un bellissimo applauso perché sono rimasto incantato dalla loro proposta e ho detto vorrei avervi con me sul palco di Golfo Aranci. Sono molto giovani, amano cantare, si accompagnano con le chitarre, così come adesso ascolterete, e con le voci giocano in armonia, creando questi voli molto particolari, sempre sul piano della delicatezza. E mi piace proprio perché c'è una grande affinità tra Amalia e Marta, e adesso l'ascolteremo in questa canzone che ha per titolo You Are the Reason. You Are the Reason. Forse fai bene a dirlo lì, così magari ti mettono un pochino più a posto la voce. Vai, prova. You Are the Reason. Perfetto, mi raccomando, io adesso vado a sognare con voi perché oggi in prove mi sembrava di sentire il mare dentro di me, non accanto a me. Va bene? Un applauso per queste meravigliose creature. Grazie. Grazie, buonasera.
goes my heart beating, 'cause you are the reason. Lose my sleep, please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, I see every ocean, just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my head shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, and I need you to know. If I could turn back the clock, make sure the light is fit in the dark. I spend every hour, every day keeping yourself. I climb every mountain, I see every ocean, just to be with you and fix all I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. I don't wanna fight no more, I don't wanna hurt no more, I don't wanna cry no more. Come back, I need you to just a little closer now. Come a little closer now. Come a little closer, I need you to hold me tonight. I climb every mountain, see every ocean, just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Grazie. Grazie. Le Sweet Crazy, questo nome per accompagnare un progetto che ovviamente le vede insieme da un po' di tempo, e siete state anche protagoniste con successo di un talent tra sogno e realtà, se non ricordo male il titolo. Tu di dove sei, Marta? Tula. Di Tula. Sì. E tu, Amalia? Di Ozieri. Di Ozieri, quindi vedete un po' sono centri molto vicini della provincia di Sassari, che evidentemente si sono stretti ancora di più intorno al vostro talento e alla vostra voglia di comunicare musica. Vi devo chiedere un piacere, fuori programma, giuro un minuto, però ho sentito, quando sono andato a documentarmi su di voi, proprio un frammento di un brano che avete proposto in questo talent che vi ha portato fortuna, ed è un po' il tema della vita è bella. Mi fate proprio anche un accenno, ma ci tengo tanto perché so di fare un regalo a tutti. Ascoltatelo. Va bene. Grazie. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what to tell you. Don't listen to the words to say, 'cause life is beautiful the way
Grazie davvero. Scusate, ma abbiamo improvvisato, quindi... Era proprio Sì, era un piccolo fuori programma a cui io tenevo davvero tanto. Avevo un accenno, mi piaceva sentire questa puntatina di bellezza che ancora una volta avete portato su un palco. Grazie davvero alle Sweet Crazy, grazie di cuore. Allora, siamo arrivati a un altro grande momento di questa serata, perché loro sono i signori, davvero, del bel canto di questa terra. Intanto sulla coralità delle loro voci hanno impostato il percorso artistico che da sempre li riunisce, e questo nuovo lavoro discografico che ha per titolo Cambia il mondo è davvero un viaggio con 16 tappe che caratterizza un nuovo modo di intendere la musica, che poggia su tutti i diversi generi, portando sempre al centro però la coralità, tante le tematiche, ed è sempre positivo lo sguardo che loro hanno sulle cose che attraversano con la musica. Sto parlando dei Bertas, li vorrei vicino a me con l'applauso di tutti. Eccoli qua, i Bertas. Cambia il mondo, e che progetto! Sarà il brano anche che ascolteremo subito in apertura, poi ci racconteranno un pochino di questo nuovo viaggio che li vede protagonisti, quindi non ci resta che applaudirli ed apprezzarli. I Bertas. Ogni amico che non ha pace tornerà, su ogni cuore di pietra il grano crescerà, e col tempo il dolore non sarà, per chi teme la notte confiderà, chi rimpiange l'amico ed attenderà, per chi muore di fame chi si chiederà, dove sia la bellezza che lo salverà. E che farà dell'amore la forza che cambia il mondo intorno a noi, cambia il mondo, cambia me, cambia il mondo intorno a noi, mi rimette al mondo, cambia il mondo intorno a noi, cambia il mondo, e ciò che luce farà, ciò che pace farà. Ogni viaggio interrotto ricomincerà, ogni pianta da frutto porterà, per chi muore di fame chi si chiederà, dove sia la bellezza che lo salverà. E che farà dell'amore
Grazie. Grazie a voi, ma veramente tante grazie. Un applauso ai Bertas. Per me è un onore averli vicini questa sera. Soprattutto, andiamo un po' avanti, soprattutto in questo lavoro che voi avete ancora una volta accarezzato come sempre, con l'amore di sempre. Cambia il mondo. Noi però siamo ancora qua, dice un'altra canzone, giusto per richiamare, con la nostra musica, con le nostre cose da dire. Che cosa c'è di diverso in questo nuovo viaggio? Che cosa volevate comunicare? Allora, innanzitutto il primo lavoro dopo tanti anni nel quale usiamo l'italiano, non più il sardo. Noi siamo quasi 4 decenni che ormai cantiamo le canzoni in sardo il gudorese, quindi è un ritorno alle origini. Noi abbiamo iniziato cantando in italiano, usando questa lingua, quindi è normale poi ritornarci forse. Cambia il mondo è un po'... Molti ci chiedono perché cambia il mondo, nel senso che cambia il mondo perché sta cambiando oppure cambia il mondo tu. In realtà non c'è una risposta. Noi nel corso dei nostri decenni di musica abbiamo visto il mondo che cambiava, il mondo musicale perlomeno. Ci ascoltavano le persone che potevano essere nostre coetanee, poi i figli di quelli che ci seguivano prima e addirittura anche adesso i nipoti, e questo lo può permettere soltanto la musica, quindi chi fa questo mestiere, fra virgolette, per noi non lo è, però è bello questo, insomma, che possiamo essere ascoltati da tante generazioni, è fantastico. Perché avete sempre cose belle da dire, ma c'è un brano del vostro lavoro che a me piace particolarmente, oltre Cambia il mondo, ed è quello che ascolteremo adesso. A me piace un po' definirlo una fotografia, un fermo immagine. Intanto dal titolo, a mio padre piaceva Pantani, quindi Pantani, questa grande figura che entra nel racconto, ma in realtà è una visione parallela della vicenda, perché c'è questo sguardo tra il padre e il figlio, con questo scenario sullo sfondo che noi vedremo anche rappresentato attraverso il video che accompagna il brano. Io non direi di più, perché il canto dice molto e le immagini aiutano a entrare nel discorso del canto. A mio padre piaceva Pantani, i Bertas. Ennesimo trionfo per Marco Pantani all'ultimo chilometro. Marco Pantani sta per concludere il suo quotidiano meraviglioso show. È tornato Pantani, primo sul Mont Ventoux. Eccolo qua, Pantani, ancora lui sui pedali, trionfa ancora Marco Pantani, in questo momento è il miglior scalatore del mondo. A mio padre piaceva Pantani per quel manubrio incollato alle mani che fa giocare carte scoperte e custodire una faccia antica, abituata alla mala sorte ancora prima che alla fatica. A mio padre piaceva Pantani perché sapeva di eroi lontani, per quel procedere controvento di chi può perdere contro il tempo e risalire dalla caduta dovere primo di ogni pirata. Sali, 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 alto sui pedali, alto sui pedali, sali, 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 se fossero aeroplani, avessero le ali. A mio padre piaceva Pantani, dico parole di cose umane che si raccontano a luci spente, tanto leggere che non si sente, per poi accettare il proprio destino di ogni pirata, dovere primo. Sali, 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 alto sui pedali, alto sui pedali, sali, 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 se fossero aeroplani, avessero le ali. A mio padre
Grazie davvero. Venite vicino a me tutti e tre. Se cambia il mondo va bene, l'importante è che voi siate sempre vicini a noi con la vostra musica. Davvero un applauso a Mario Chessa, a Enzo Paba e a Marco Piras. Quanto siete grandi, ma in tutti i sensi, signori sulla scena e nella vita. Ecco perché i decenni sono passati e la gente vi vuole il bene della prima ora. Davvero complimenti ai Bertas. Grazie davvero. Cambia il mondo, non dimenticate questo nome, anche perché servirà a chi il mondo lo dovrà cambiare con la propria musica, col proprio entusiasmo. Una formazione giovane, ma determinata, di qualità. Vedrete adesso con questo brano che ha per titolo Notte Die come riusciranno a portarci dentro il loro mondo. Io li vorrei già in scena, di corsa, un applauso per i Karma, eccoli qui. Sì. Con Francesca che dei Karma è la voce e ovviamente una formazione, dicevo, molto giovane. E ci piace il vostro entusiasmo, ma anche la vostra stagione, ricca di appuntamenti. Assolutamente sì. Questo nuovo disco, il primo lavoro discografico che vi sta dando grandi soddisfazioni. Esatto, il nostro primo lavoro discografico dal titolo Equilibri, che contiene 13 tracce che sono state interamente scritte a 6 mani, da me e da Davide Guiso, e dal testo di Michele Pioledda. E appunto quest'oggi portiamo un brano che fa parte del nostro disco dal titolo, come dicevi tu, Notte Die, ed è stato scritto appunto da noi tre. E siamo veramente molto felici di questa stagione che tra l'altro inaspettata, per noi la prima stagione come Karma che sta andando veramente molto bene. E questa piazza porta fortuna, eh? Benissimo. Vedrai da stasera in poi che cosa succede. I Karma. Grazie. From
Karma! Francesca, presentami subito la formazione. Assolutamente subito. sì. Alla chitarra Davide Guiso, al basso Mauro Tore, alla batteria Simone Floris. E Francesca, lei la voce dei Karma. Grazie. Guarda, Grazie mille. perché poi dici che io sono cattivo e che non faccio la pubblicità. Guarda, perché uno mi ha detto, ma figurati se questi hanno già fatto il loro disco. Sì, l'hanno fatto ed è pure bello, è questo qua. Grazie. Lo faccio vedere anche a quelli di Sardegna Live, così tutti possono approfittarne. Grazie mille. Ve lo do in prestito, ma poi me lo ridate, eh? Va bene. Perché adesso devo andare avanti. Grazie. Ciao a tutti! Grazie davvero ai Karma, grazie di cuore. Allora, mi dicono, leggo copione, è arrivato il momento più atteso della serata. Trattasi di... Intanto lui lo faccio entrare perché vorrei conoscerlo insieme a voi. Anzi, gli facciamo pure un applauso a Nicola Virdis, che ne dite? Eccolo qua, eccolo, eccolo qua. No, più forte e più bello l'applauso, questo non gli piace. Leggo. Il comico muto che fa girare il mondo, protagonista assoluto a Italia's Got Talent. Un fenomeno alimentato dai social e dai tantissimissimi che si sono innamorati follemente del suo modo di fare spettacolo. Sei tu? E quindi sei qui, e in quanto sei qui devi fare qualcosa per noi. E poi leggerò altre cose, ma tu canti? Reciti? La poesia? Niente. Fai musica? Balli? Io ho delle difficoltà. Vediamo che cioè, ho difficoltà, c'è lui per togliermi dalle difficoltà. Vediamo che cosa fa. Prego. La da da di da 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 da. La da da di da 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 da. La da da di da 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 di da da di da 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 da. Be my lover, wanna be my lover. Looking back on all the time we spent together, you ought to know by now. Si deve essere interrotto qualcosa. Che cosa c'è che non va? Un po' antico il supporto. Mi sembra roba dei nostri tempi questa, eh? Sarà quel che sarà. Insomma, qua siamo veramente indietro con gli anni. Quelli delle ultime generazioni forse, ma come si fa? Come si fa? C'è qualcuno che ha la pennetta come si usa ai nostri giorni? Ah, c'è un signore che ce l'ha da... No, ma questa pennetta, io pensavo... No, restituiamola, forte. Ah, vieni. Quella pennetta, questa è una pennetta. Intanto un applauso al signore che è stato comunque gentile. Ecco qua, guardate. Come si faceva negli anni '80. Nostalgia canaglia, nostalgia di un tempo che fu. Mi ricordo quando anch'io cucivo le parti che si rompevano, che tristezza. Però, Vediamo. Ah, il lato B, certo, perché il lato A non funzionava. Vediamo il lato B. Abbiamo anche le tre, certo, mica ci lasciamo adesso. Vediamo se il lato B funziona.
Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous. Funziona. The best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Volevo dire dream of something wise. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying. C'è qualcosa? Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired. Grandissimo, grandissimo davvero. Un applauso forte per Nicola Virdis che ha fatto questa meravigliosa incursione a Golfo Aranci. Voi non sentirete mai la sua voce perché lui è l'unico comico muto del mondo. E quindi applauso e basta. Grande, grandissimo, grazie, grazie davvero di questo bellissimo omaggio in questa serata. E voi avete avuto modo di fare così. E tu sei impazzita perché tu ci tenevi, ha voluto il selfie. Fategli l'applauso prima che riparta la musica. Okay, vabbè. Grazie, 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 grazie. Kerky, vieni qui al centro, vieni, anzi ti do subito il microfono perché a questo punto sei qui e ti voglio far cantare una canzone, giusto? Io parlo troppo, tu sì, tu vero? non sei la cantante muta, no, no, no. Cosa vuoi cantare per noi? Sai, prima ho pensato che questa location così bella mi ha fatto pensare alla mia canzone Mediterranea, questo modo in qualche modo di esaltare, di raccontare la nostra Sardegna in musica e le sue meraviglie, e chi viene qua, vive qua o viene in vacanza qua di meraviglie ne vede tante. Quindi immagino che sia Mediterranea la canzone, quindi non mi fai Non potrò riposare? E dopo la possiamo fare Promesso? più tardi. Promesso. Promesso. Quale vuoi? Dimmi Adesso tu. Mediterranea, Va bene. però non andartene via senza Non potrò riposare. No, la voglio cantare. Maria anch'io. Giovanna Kerky. Non c'è? Ah, ecco. Mediterranea, de oso sapizza e sera e su fogo de sabà e saberra. Sulle mani. Mediterranea, figlia dell'aria che sa di lenti
Grazie. Grazie davvero Maria Giovanna. Tra poco ti riavremo qui sul palcoscenico e ti riavremo con Non potrò riposare, perché ci teniamo tantissimo Che a bello, questo canto sono felice interpretato e da te. onorata. Grazie a tutti. Maria Giovanna, al centro di questo palco a questo punto un artista con la A maiuscola. Lui ci ha abituato con questi arpeggi a farci condividere parte del suo mondo, che non è solo musicale, è un mondo interiore che emerge attraverso la sua musica. Lui ascolta le sonorità di questa terra, però le declina con una sensibilità che fanno di lui davvero uno dei grandi musicisti di Sardegna. E Costellazioni è una composizione che porta la sua firma e che con questo strumento musicale davvero dà forza alla sua sensibilità d'artista. Un applauso per Mauro Mibelli, forte, 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 forte. Grande Mauro, tu sai che io ci tengo, ogni volta che tu vieni, secondo me è come scrivere una poesia attraverso le note, non con le parole, non con la penna, ma con questa interiorità che tu riesci a dare attraverso uno strumento che con grande eleganza ogni volta porti all'attenzione di tutti noi. Siamo curiosi di ascoltare anche questa sera un momento della tua arte, quindi accomodati e quando tu mi dici io sono pronto, ti lascio veramente all'ascolto di tutti. Dovrei essere pronto. E allora Mauro Mibelli.
Mauro Mibelli, grande Mauro, veramente grande. Vedevo le immagini della regia che Sardegna Live sta trasmettendo in diretta ed era favoloso davvero il mondo in cui ci hai coinvolto. Quindi ti ringrazio davvero tanto. Un applauso a Mauro Mibelli. Grazie di cuore, Mauro, grazie davvero. Noi ci stiamo preparando per il gran finale, abbiamo ancora poche battute prima di salutarci, però ovviamente ci avvicineremo a questo finale come si deve, alla grande, a parte che Maria Giovanna mi ha promesso Non potrò riposare e quel canto riunirà proprio tutti in un unico coro. Ma tornano sul palco gli amici che hanno quasi aperto questa serata con Orosei, un ballo caratteristico di questo luogo non lontano da qui e che, come dicevamo, si affaccia sul mare così come Golfo Aranci. Li voglio vicino a me, sono i componenti del gruppo Santa Rughe e sarà la danza questa volta protagonista. Eccoli qui, facciamo loro un bel applauso perché Giampaolo Piredda è già pronto per accompagnare davvero questo nuovo momento di repertorio e di Sardegna. Allora vi lascio in loro compagnia, un applauso per Orosei, gruppo folk Santa Rughe, danza.
Giampaolo Piredda ha accompagnato gli amici di Orosei del gruppo Folk Santarughe, reduci da una rassegna che avete organizzato proprio come associazione culturale nella vostra località, la prima decade di agosto, che è andata benissimo come sempre, perché anche in quell'occasione avete mescolato i colori di Sardegna così come fate sempre. Davvero grazie agli amici di Orosei, gruppo Folk Santarughe. Mescoliamo i nostri ingredienti. Baila sotto il sole. È incredibile passare dai contenuti della tradizione a quelle che sono le sonorità estive di questo brano, suonato in tutte le discoteche, dal Billionaire in poi e anche oltre i nostri confini. Pensate che il celebre DJ Mendoza ha voluto creare di questa versione un suo remix che sta veramente spingendo fortissimamente i ritmi di questa danza, che sarà accompagnata, come vedrete, anche da un momento coreografico intorno a lui, che vorrei qua al centro del palco, perché il protagonista di questo momento, il nostro e il vostro Giampaolo Barceloneta. Baila sotto il sole. Camminiamo lungo il mare, suoniamo con gli amici la chitarra dentro un bar. Sotto il sole e la marea, questa musica ti crea una voglia di vacanza e di ballare all'infinito. Tra le onde e cavalloni con il surf si uscirà, le ragazze già in bikini che si apprestano a bailare. Il tuo corpo non si ferma,
mio corpo sono onde sulla riva. Se la luna e la marea con la musica ti crea una voglia di vacanza e di ballare all'infinito. Tra le onde cavalloni con il surf uscirà. E tu sei già il bikini che mi aspetti qui a bailare. Il tuo corpo non si ferma, il mio corpo vuole il tuo. Un bicchiere tra le mani, noi cantiamo i tormentoni. Il tuo corpo non si ferma, il tuo corpo vuole il mio. Mentre picchia forte il sole, noi cantiamo questo tormentone. Baila, 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 il tuo corpo non si ferma, il mio corpo vuole il tuo. Un bicchiere tra le mani, noi cantiamo i tormentoni. Il tuo corpo non si ferma, il tuo corpo vuole il mio. Mentre picchia forte il sole, noi cantiamo questo tormentone. Baila, 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 baila. Grazie. Mi sono acceso il microfono da solo in ritardo e volevo invece ringraziarvi Sara e Valentina che hanno ballato con Sara e Caterina. Chi ha detto Valentina? Io. Tu sei? Sara. E tu sei Caterina? Valentina? Non c'è. Vabbè, non c'è stasera, verrà la prossima volta. E ovviamente Giampaolo Barcelloneta. Grazie e buona vacanza a tutti. Grazie davvero, Sara e Caterina. Si vede che oggi ho preso un po' di sole, lo so. Noi andiamo avanti col nostro spettacolo anche perché c'è una formazione e siamo alla penultima proposta di questa serata e poi sarà con noi Maria Giovanna Cherchi per chiudere idealmente questa edizione di Notte dal Golfo. Ma loro sono stati già qua perché questa piazza li ha tenuti a battesimo qualche tempo fa e ha portato loro, come dicevamo nel corso della serata, molta fortuna, tant'è che il nuovo lavoro discografico, e vorrei che i Gentiles fossero già in posizione, ha per titolo Ascolta il silenzio ed è davvero un lavoro bellissimo che vive anche della collaborazione e della vicinanza di alcuni artisti della Sardegna che hanno voluto con loro soprattutto intonare un brano di questo lavoro che con grande sensibilità parla di un tema delicato ma necessario, e cioè la vicinanza ai bambini e soprattutto quel divieto assoluto di far loro male in qualsiasi forma. E quell'ascolta il silenzio è un invito ad ascoltare quelle voci che a volte non possono dire il male che a loro si tenta di fare. È un brano bellissimo. Di questo lavoro però io vi ho chiesto per questa serata un momento speciale che voi volete dedicare a Itazenda, che lo hanno portato al successo, e in particolar modo ad Andrea Parodi, ma che avete però saputo rivisitare secondo il vostro stile, dando un'altra veste completamente diversa a questo racconto in musica particolarmente bello. Di tutte le canzoni di Itazenda questa è la mia preferita, e la vostra versione devo anche dirvi, quella, tra l'altro, la preferita di Andrea Parodi, ve lo posso assicurare perché lo aveva detto anche a me, ed è una canzone bellissima che ha per titolo Alino e Sole. Un applauso ai Gentiles. Buonasera a tutti. Andarás, debes entender verano, proviene a dar por ese frual, ma tu una noe, mi fure una nero e sole, eu fingo e canto lierie.
essa allegria, así che nie lizera su coro dole. Ricerco il tuo respiro nel vento, sfiora la mia pelle, una carezza, ascoltando il silenzio perso in un'infinita nostalgia nascosta dentro me. Schiaccia l'allegria nel mistero, cercando perché mi guardo intorno. Luce della vita viene saziati dell'anima che vive in questo corpo. Voglio sentire la presenza in una magica danza di mare e di sacralità dentro ognuno di noi. Dentro ognuno di noi ti cerco tra le foglie, tra i fiori, tra i fiumi, tra i campi, tra i mari, tra le carezze e gli amori. Una forza, una presenza che dona speranza. Chi la senta, chi la cerca, savrei sovranidore entre amiesi che ne non le sono. Schiacciando l'allegria se ti fissano per ore. L'amore e la paura di un futuro che spegne anche le parole. Anche le parole. Veni chi se sgradecida, lu che sa vida, quiero entender presencia de questa forza, di questa forza. Grazie a tutti. I Gentiles, ho voluto assistere alla vostra esibizione dalla prima fila e sono rimasto incantato come sempre. Secondo me voi siete davvero una delle cose più belle che abbiamo in Sardegna, che stanno nascendo negli ultimi anni ma che avrà molta strada. Ti ringrazio tanto, da qui in Giuliano. poi. Un applauso forte ai Gentiles. Grazie. Poi tu hai una voce. Aspetta, guarda che anche per voi voglio fare piccolo spazio pubblicità, ma lo faccio anche per il bene che contiene, oltre che per il bello della musica. Grazie. Poi volevo dire una cosa al signorino, vieni qua, adesso tu sai che devi andare a accompagnare gli amici, perché tu stasera spero ti abbiano dato un buon cachet, perché entri in tutte le formazioni, ma oggi è il compleanno di qualcuna. Oggi è il compleanno della mia dolce metà e insieme a voi volevo augurare tanti auguri a Veronica, che è la mia compagna di vita. Grazie. Le hai fatto una dedica che io ho letto stamattina e ho detto alla faccia, questo è innamorato davvero, non è uno scherzo, va bene. Vi ringrazio molto, moltissimo e spero che Golfo Aranci presto possa ospitare un vostro concerto per intero, perché siete veramente molto bravi. Un applauso ai Gentiles. Grazie, buona serata a tutti. Allora, io richiamo vicino a me, ovviamente Dario non va via, cambia solo postazione, perché sarà lui ad accompagnare gli amici di Sant'Antonio di Gallura. Mi hanno promesso lo Scottis, io non posso arrivare in Gallura e non presentare anche agli amici che vengono a fare un po' di vacanze con noi, a passare un po' del loro tempo, questo ballo che è il nostro ballo per eccellenza. E al termine noi faremo da ali per proteggere il canto di Maria Giovanna e così andremo pian piano a chiudere questa serata. Però loro sono già intorno a me, un bel applauso per gli amici di Sant'Antonio di Gallura. Dicevamo prima con Orosei una bellissima manifestazione che loro hanno ancora una volta
organizzato per intrattenere come stasera anche i tanti amici che affollano la loro località. Non hanno fatto da meno i componenti del gruppo folk di Sant'Antonio di Gallura, anche perché quest'anno hanno festeggiato il primo decennale della loro attività, per cui c'è stata una grande festa a Sant'Antonio e tra l'altro ricorreva anche il quarantennale della autonomia amministrativa conquistata dal comune di Sant'Antonio di Gallura. Insomma, c'erano tanti motivi per fare festa insieme. Siete pronti? Quindi vi lascio con Dario che accompagna lo Scottis. Da un secolo in cattura c'è l'uvaglio che ti ammiri, 16 trapassi e giri, e lo scotti sa misura iusa si fa. Fatti un passo per l'inchino, 10 passi laterali, 4 giri lupinali, e se resti di continuo torna a cominciare. E striparlo che si parla, tutti zitti, cori a cori, sono sbucciati tanti amori, coro a cori, spanna, spanna, senza contrastare. Tutti rubati, badda tempo di suretto, o diritti mu cantato, da tenore accompagnato, e si resti di continuo torna a cominciare. Destri bardo che si barda, zitti zitti cori a cori, sono sbucciati tanti amori, coro a cori spanna spanna senza contrastare. Chi stu barda canto pari, è la danza rusticana, e la Scozia lontana. Sant'Antonio di Gallura, Notte dal Golfo nasce proprio così, da un'intuizione di qualche anno fa del sindaco attuale, Mario Mulas, che durante un incontro informale disse: mi piacerebbe avere a Golfo Aranci un contesto dove tutte le espressioni di Sardegna possano esprimersi, manifestarsi, non importa se il contrasto tra una sonorità attuale va poi a scontrarsi con i colori della tradizione, anzi forse questo è proprio il bello, nel contrasto c'è la ricchezza di questa terra, c'è la varietà, nella differenza nasce il valore, quindi mi fa piacere che stasera Notte dal Golfo abbia celebrato ancora una volta un incontro qui a Golfo Aranci. Fatevi un applauso perché siete stati testimoni ineccepibili col vostro calore e con la vostra attenzione. Io non vi mando via, vi tengo qua vicino a me, ringrazio ovviamente il comune, ringrazio la RG Music di Gianni e Renato Piccinu che ci hanno dato una mano per organizzare
tutto questo evento, tutti gli artisti intervenuti, la SVL Sinergie di Marco Zoa, perché avete visto stasera i colori, i giochi che hanno creato su questo palco, e ovviamente Sardegna Live e tutti quelli che ci hanno seguito da lontano. Vi ricordo, e lo dico a telecamere accese, che il 22 di agosto questo spazio, cioè tutta la località, ospiterà una rassegna incredibile dei carnevali di Sardegna, ma non solo, perché l'isola in Gallura mette insieme anche i prodotti della tradizione, gli artigiani, cioè un'altra bella vetrina, un'altra bella occasione per tornare a Golfo Aranci. Maria Giovanna, vieni vicino a me, perché con te dobbiamo chiudere, così come ci siamo ripromessi, una delle nostre regine, Maria Giovanna Cherchi. Grazie. Abbiamo aperto con te e vogliamo chiudere con te, con questo canto bellissimo e due voci, una qui Saremo su questo due. palco e una che canta dal cielo, ed è quella di Mango. Grazie di tutto, che sia Notte dal Golfo per sempre. Non potrò riposare, amore e coro, pensene a ti e so, donzi momento. Noi stesi in tristura, prendere oro, nei in dispiacere o pensamento. T'assicuro che a ti è solo bramo, catamo forte t'amo e t'amo e t'amo. Sin essere possibile